Challenge, la finale. Ci siamo. 24 squadre provenienti da tutta Italia si sono battute e oggi siamo giunti al gran finale. Già, ma non ci perdiamo in chiacchiere, presento per l'ultima volta, ma non è l'ultima volta, è per questa edizione, la mia giuria. Eccoli qua, Mirko, Cheyenne. Ma che eleganza! Ma che eleganza! Marco, meraviglioso, meraviglioso. Mamma mia, abbiamo lasciato a casa gli sbrilluccichi. Tutti sul comodino l'ho lasciati, sì, Beh, tutti lì. tutti Qualcosina porta sempre fortuna. Vero? Sì. Senti, che cosa ti aspetti da questa meravigliosa finale? Io mi aspetto emozione e show, spettacolo. Grande spettacolo. Sì, quindi in bocca al lupo ragazzi. Ci siamo divertiti però, Molto, molto. La mia eleganza, Cristina Bozza! E che eleganza! Con tanta bellezza ed eleganza! Grazie Marco. E allora? Farò la stessa domanda anche a te. Che cosa ci aspettiamo da questa finale? È stata una 24 squadre che si sono scontrate alla grande. È vero, è vero. Mi aspetto tanto colore e tanta creatività, anche perché sono squadre forti. Vero? Quindi Meritate. mi aspetto tanto. Bene, grazie. È arrivato il suo momento. Il tecnico, signori, Claudio Morel. Il mio Top Gun! Ciao Marco! Ciao, come stai? Tutto bene? Ben arrivato. Allora, bene, grazie. stessa domanda anche per te. Sì. Tu sei emozionato, ma noi siamo emozionati sempre. Perché è l'ultima puntata, quindi dai. è la... Beh, l'ultima per questa stagione, insomma, prima stagione. Sai come dicono Assolutamente. quelli bravi? La prima stagione. È Una la volta prima si diceva stagione. la prima edizione, Quindi adesso si siamo- dice prima stagione. Senti, che ti aspetti da questa finale? Io mi aspetto tanta precisione, Vero? tantissima precisione. E tecnica. Nessuno può sbagliare, sono- quindi sono affari loro. assolutamente affari loro. Assolutamente. Grazie. È arrivato il momento del nostro presidentissimo di giuria, l'ultimo per questa edizione, per questa finale, signori Agostino Corbelli. Mi piace un minimo, mi aspetti a Mykonos, in ogni round. Ciao, Benvenuto. grazie mille. Arduo compito, Sì. la finale. Questa sera sì, Non un aggi- arduo compito. Non aggiungo altro. Sì, Agostino, parlaci di te. Allora, io sono Agostino Corbelli, responsabile stilistico di un'azienda che è We Air, azienda che produce prodotti per l'Italia e 20 paesi nel mondo e siamo sempre dalla parte dei parrucchieri nel cercare di creare qualcosa che possa facilitare il compito. Della serie L'arte italiana nel mondo. Esattamente. Che meraviglia. Esattamente. Che Il Made in Italy. Non siamo secondi, anzi, forse siamo No. primi a 50 punti di distanza dai secondi. Il vero Made in Italy. È vero. Ascolta, in questo momento di che cosa vi state occupando? Allora, Che noi cosa siamo usciti da poco con una nuova linea che si chiama Tresor ed è una linea che è una linea di nicchia perché è un prodotto di altissima rifinitura e però ci sarà nella seconda parte una sorpresa che vedremo. dai? Sì, Ma già me lanci ste chicche sì, così tu? nella seconda parte. Ah, benissimo. Quindi ne riparleremo benissimo. dopo. Benissimo. Allora, Grazie. prego, accomodati. Grazie mille. È arrivato il momento di presentare la parte professionale di questo programma, con tutto rispetto per i miei giudici che mi guardano da dietro, mi respirano, mi stanno lì. Allora, signori, la direttrice didattica del Lookmaker Institute, signori Stefania Fornoni. Mi piace un minimo, mi aspetti a Mykonos, in ogni round. Ciao, buongiorno. La finale! Ci siamo? Ci sfreghiamo le manine. Sì. Stefania, Senti, farò guarda. la stessa domanda che ho fatto ai nostri giudici. Che cosa
ci aspettiamo? No, ti aspetti, che cosa ci aspettiamo noi insieme? Ma dopo noi ci questa avventura? aspettiamo il massimo da questi professionisti. Io vorrei ricordare che i nostri lookmaker sono professionisti del campo del beauty, che attraverso il percorso di formazione con la nostra accademia si sono specializzati per diventare dei veri esperti di total look e si sono creati un'identità distintiva, sono dei veri riferimenti nel loro settore, quindi non è un caso che noi li abbiamo qua in finale, perché hanno Certo. tutte le competenze e le strategie per fare un lavoro al meglio possibile, quindi io sono molto orgogliosa e contenta a prescindere da quale sarà il risultato. Abbiamo detto 24 squadre che sono arrivate da tutta Italia. Esattamente. Ok? Quindi c'è stato uno scontro vero, nel senso che noi abbiamo detto sin dalla prima puntata, a colpi di arte, a colpi di spazzola, Esatto. a colpi di bellezza, un insieme di cose che poi caratterizzano la nostra Italia. Il Made in Assolutamente, Italy. assolutamente, perché alla fine si crea sempre quell'armonia, quel senso di completezza di un look che ha una sua coerenza, cioè capelli, make-up e abbigliamento devono far parte di un qualcosa che nell'insieme valorizza la persona e loro lo sanno fare. Bene. E allora, vediamo e presentiamo le 4 squadre partendo dalla nostra Stefania, dalla nostra sinistra. È microfonata la nostra capitana. Prego. Federica e vengo da Mestre. Federica, ben arrivata. Grazie. Applauso, dai, applauso, dai. Voglio vedere chi di voi mi dirà che non è emozionato per la finale. Io? Non sei emozionata? Assolutamente no. Perché a Mestre non siete emozionati, è vero? No, perché noi siamo abituati alle sfide. È vero? Bene. E allora ce ne andiamo in quel del Piemonte, ne? E più precisamente a Cuneo. Luca Revelli da Cuneo. Non emozionato, ma pieno di adrenalina. Vero? Si Vero. vede dal vestito, Vero. non so perché. Ti garantisco che si vede. Da energia, esatto. Voliamo in quel di Forlì. Buongiorno a tutti, sono Achena con la mia squadra e felicissime tutte di essere qua per questa finale. E come per incanto voliamo in una delle isole più belle del mondo e che ci appartiene, è nostra. Già, e ce la teniamo Mettetevi bella l'anima in stretta. pace. Signori, la Sicilia Bagheria. Ciao a tutti, sono Roberto dello staff della parrucchieria Riccardo e con la nostra squadra siamo belli grintosi e pronti per questa sfida. Bene. E allora andiamo a spiegare un pochino quelle che saranno le 2 prove, perché c'è un leggero cambiamento. Un Esattamente. piccolo cambiamento in questa finale, Stefania. Esatto, intanto la prima prova è sempre una prova veloce, però c'è un pochino più di tempo destinato alla prova, no? Giusto? Esatto. E poi vogliamo anche dire qual è la Che missione. ci sarà un unico, esatto, per tutti. Esatto, una missione per Che daremo tutti noi. che sarà una serata romantica. Guarda come ci guarda. Non ve Quindi, l'aspettavate? quindi interessante, non banale. Esatto. E quindi vogliamo vedere qualche cosa che si addica alle modelle, allo stile, alle loro caratteristiche, e quindi insomma dobbiamo qualcosa anche di metterli veramente romantico. un po' sotto pressione, quindi non è una cosa così facile come sembrerebbe. E allora noi diamo per l'ultima volta per questa edizione il 3, 2, 1, vai! Oh baby, tell me what is it you want? I be if you really love for more. And if you there, I don't go on come out. Where you go be like say, and you go be like love passion. I go on make you do me softly, softly. The end, the only you way disturb me. Only you if you do me things like this. You be the only one. Your mentor carry me go places where I never go. But better get so many bad things they never know about you. Make a day your body tattoo. Shooby dooby doo doo. Oh, I'm far away, no feel go far away from you. That be the reason I go on to the day beside you. Cause it's sweet, but it's so cool. And you know I'm into you. Far away, no feel go far away from you. That be the reason I go on to the day beside you. Cause it's sweet, but it's so cool. And you know I'm into you. I feel die on top your matter. The love strong me like Mufasa.
No retreat, no surrender. Only you, where I want it. Oh, this your love. They carry me go far away. I feel it hit in my soul. If not fire, I go burn, no delay. You meant to carry me go places where I never go. But better get so many bad things they never know about you. Make a day your body tattoo. Shooby dooby doo badu. Far away, no feel go far away from you. That be the reason I go on to the day beside you. Cause it's sweet, cause it's so cool. And you know I'm into you. Far away, no feel go far away from you. That be the reason I go on to the day beside you. Cause it's sweet, cause it's so cool. And you know I'm into you. Comunicazione di servizio, sono trascorsi 4 minuti di questa prima manche che vi ricordo durerà 20 minuti. Sono trascorsi 6 minuti e Mirko, vieni Mirko, vieni con me, vieni. Marco, dimmi tutto. Ce ne andiamo in quel di Mestre? Sì. Prego. Andiamo da questa splendida ragazza. Ciao. Federica. Ciao Mirko. Amore, che cosa mi racconti in questo quadro? E ti racconto che questa ragazza ha deciso di andare a cena al Cipriani di Venezia. Di Venezia. Che è un nottissimo hotel, nonché ristorante, molto chic. E dunque vuole andare con il suo fidanzato. Quindi stai creando una treccia da quello che vedo? Sì, una treccia, anche perché avrà un outfit molto particolare. Giustamente lei è una primavera. Posso dire una cosa? Sì. Con la tua umiltà mi fai vibrare. Continua così, brava. Grazie. Vado Che al mio bello. posto. Oggi sei molto, Mirko, sei Molto tecnico. Ma ragazzi. Molto tecnico. Mamma mia. Mi dicono, posso prendere un altro giù? Mi dicono di sì, io lo faccio. Ragazzi. Cristina? Sì. Prego. Dove andiamo? Dimmi tu, dove vuoi andare? Cioè ne andiamo a Cuneo, Andiamo. ne? Andiamo a Cuneo. Ma Luca. Ma ti sembra che io abbia sempre questo accento? Ma no, ma lo faccio io. Solo di notte. Ah, Mi piace. bene. Allora ragazzi, raccontateci, prego. Siamo romantici, ma proprio nelle vene, assolutamente nelle vene. Cioè cerchiamo di costruire qualcosa che sia dolce, tenero, accattivante, perché lei comunque è una donna, quindi deve essere super protagonista. E nel nostro romanticismo c'è tutta la femminilità. Che bello. Stupiscici. Non gli dici nulla? Cioè, No, perché mi aspetto tanto ci hanno fatto sognare. Mamma quindi. che ansia. grazie Cristina, Sì. grazie. Comunicazione di servizio, 12 minuti trascorsi ragazzi. Claudio, prego. Eccomi. Dove vogliamo andare? Io ho quasi paura oggi perché io da Guerriti, io vado a Forlì, Andiamo va a Forlì, bene. prego. Vado da Kena che la vedo super tecnica oggi, super precisa. Raccontami un po' cosa stai facendo. Allora, stiamo creando un outfit per una serata romantica che avrà come location un castello. Ah, caspita.
La cosa più bella da dire di questo outfit è che abbiamo puntato tantissimo sul dare grinta, perché il romanticismo, visto da solo come tale, è un romanticismo un pochino fresco che riguarda più la prima giovinezza, mentre noi abbiamo cercato di dargli anche freschezza, ma allo stesso tempo grinta e grande femminilità. Ok, brava. Grazie. Buon lavoro. A dopo. Grazie, Grazie. grazie Claudio. Agostino, prego, il nostro presidente di giuria. Quindi noi andremo a Bagheria, A Bagheria, in Sicilia. Eccoci nella qua. calda Ciao, Sicilia. ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Allora, E allora noi, anche raccontateci. noi in chiave romantica, lavoreremo su una particolarità. Usciremo fuori dai canoni, cercheremo di sorprendervi. fuori, quindi usciamo un attimo fuori dal romanticismo. No, seguiremo la linea romantica, Ok. ma con una chiave un pochettino moderna. Frizzante? Esatto, secondo le tendenze del momento. Bene, allora stupiteci. Grazie. Grazie, grazie ragazzi. Sono i minuti trascorsi, quindi 3 al termine di questa prima manche che durerà appunto 20. Stefania, prego. Eccomi Marco. Vogliamo fare un giro di perlustrazione molto, generale? molto volentieri. Da chi Partiamo partiamo? da Cuneo? Cuneo di nuovo. Eccoci. Beh, allora, ciao. Sono i secondi dell'ansia, gli Sì, ultimi. sì, In ecco. questo caso arriva. Quindi non vi distraiamo. Devo dire, adesso noi valutiamo molto anche il lavoro delle acconciature perché le modelle sono sedute, no? Sì. Intravediamo degli abiti splendidi e li vedremo poi quando sono in piedi. Però già dall'acconciatura tu vedi un po' lo stile che si vuol dare, no? Perché poi lo stile di una donna parte dalla testa, quindi Certo. il fatto che le acconciature abbiano già questa Perfetto, grazie. ricerca, questa cura ci promette molto bene poi anche sull'esito della gara, devo dire. Una grande finale, ragazzi. Sì, una grande finale. Non li voglio distrarre adesso perché mi sembra ancora che stiano veramente mettendo a punto un po' gli ultimi dettagli. Però vogliamo vedere poi come l'acconciatura dialoga con il resto dell'outfit. Che meraviglia. Sì. Quindi Ci fanno segno dobbiamo... gli autori 2 minuti al termine, ragazzi. 2 minuti al termine di questa prima manche. E poi vogliamo magari sapere da loro, ce lo racconteranno dopo, che tipo di serata romantica, Certo, no? Perché può essere una serata in un locale, può essere un ristorantino, anche l'intenzione che hai, no? Esatto, è vero. Qual è vero, l'intenzione è vero, che è stai... vero. Questo è interessante perché può Che essere ti sei anche... riproposto. Sì, nel senso, no? certo. Quindi ci sta anche un po' come viene interpretata questa occasione. Ci fanno segno, ragazzi, ultimo minuto, 1 minuto al termine. E poi anche il tema della serata romantica. Noi immaginiamo sempre che sia un po' questa cosa un po' lieve, sognatrice, però ci sono anche serate romantiche dove magari arriva una ragazza anche più matura, no? Più Certo. anche più consapevole, quindi vuole anche esprimere da questa serata una certa personalità, aspettative anche. Esatto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop alle spazzole! Stop! In piedi le nostre modelle. Oh, beh, io mi faccio da parte perché voglio dare, scusami, voglio dare visibilità ai miei giudici. Che mi dite, ragazzi? 4 lavori meravigliosi, tutti in maniera professionale, acconciature strutturate e pulite, ma a me ne è arrivata una in maniera particolare. E allora sentiamo, partiamo da Mestre. Federica, raccontaci.
Allora, Irene, come dicevo prima, è stata invitata a una cena romantica a Venezia, in un hotel molto molto particolare, e al Cipriani. Non so se tu lo conosci, ma è molto rinomato. E questa ragazza però mi ha detto: sai Federica, vorrei vestirmi ma non troppo da signora. E io le ho detto: va bene Irene, ma tu sei una primavera, perciò i colori scuri non li sopporti moltissimo. Allora abbiamo cercato di creare un outfit che abbia sempre del nero, perché comunque il nero è elegante, però con i suoi colori amici. In questo caso abbiamo lavorato molto sul décolleté, abbiamo utilizzato i suoi colori amici, che sono i colori chiari ma brillanti, e abbiamo creato questo outfit. Che meraviglioso. L'abito molto strutturato, molto bello, c'ha una bellissima struttura questo abito, piumato al punto giusto, bello. A parte che si vedono le mutande, vero? Bello, Come slip. Cristina? A parte che si vedono le mutande. Bello, slip è la serata romantica, è sempre un piacere vederlo. La donna, l'occhio della donna. Si vede lo slip. Luca, che ci racconti? Romanticismo, e per tutta la mia squadra, e anche significato di eleganza. Quindi abbiamo interpretato la nostra donna comunque con charme, con eleganza, con classe, scegliendo anche un colore chiaro, che è il colore dell'eleganza, abbinato alle perle, in questo caso, e abbinato agli strass. Lei sarà in una notte romana e alla fine sceglierà lei, vestita così, qual è l'uomo giusto. Sì, eh? Assolutamente. E andiamo insieme. Bene. Akena, prego. Allora, noi siamo in un castello, abbiamo voluto rispettare i colori della stagione autunno di Oana, ma allo stesso tempo abbiamo avuto piacere di interpretare il romanticismo con qualcosa di un pochino più sofisticato e un pizzico di seduzione. Infatti abbiamo messo questo reggicalze che dal davanti non si vede, ma girando possiamo apprezzarlo, con questo stringivita, in maniera da mettere in evidenza il punto vita, per riuscire a ricreare delle forme sicuramente molto femminili, a mio avviso seducente, ma che rispetta i classici, con i colori, con le perle, e con questo punto che richiama un attimo le tendenze di azzurro sugli occhi, che spessa un po' dai suoi colori caldi, in maniera da darle sempre la grinta che ritroviamo qui e qui. Bene, che mi dite? Sono 4 interpretazioni del romanticismo completamente diverse, e questa è la bellezza veramente, anche se qualcuno secondo me ha centrato in pieno l'obiettivo, Sì, qualcuno meno. Bene, voliamo in Sicilia, Bagheria, prego ragazzi. E allora Sofia si trova in una delle nostre ville di Bagheria, una cena romantica e misteriosa. Ovviamente hanno noleggiato tutta la villa per loro. Abbiamo voluto cercare di uscire fuori dagli schemi, quelli classici, e quindi abbiamo voluto immaginare una figura androgena, una figura che comunque è molto fluida, molto versatile, ma abbiamo mantenuto questo aspetto molto, come dicevo, gender fluid, ma con quel tocco di sensualità data da questi strass che mettono in evidenza tutta la sua femminilità. Bene, Stefania. Eccomi. Allora, intanto diamo ai nostri giudici, prego, trasformate in voti i vostri pensieri, come consueto. Come dicevamo prima, noi vediamo qui 4 interpretazioni di, come dire, personalità e anche di intenzione, quindi non siamo più nel campo adesso colori, forme, eccetera, acconciature, adesso ci penseranno i giudici, ma veramente abbiamo 4 modi di interpretare questo concetto della serata romantica. Quindi abbiamo una serata di una donna indipendente, quindi abbastanza sicura di sé, che non ha bisogno di ostentare, ma ha una sua eleganza molto curata, molto seducente nel viso. Abbiamo una femminilità molto sofisticata, quasi algida, no? Come diceva Luca, è lei che poi deciderà con chi uscire, perché c'è tutto questo bianco che la rende molto, molto distante anche stranamente. Abbiamo con Forlì una femminilità anche un po' frizzante, giocosa, un po' irriverente, e gioca bene anche su una
ragazze giovani evidentemente, no? Perché dobbiamo anche trovare come calzano certe scelte rispetto anche all'età e alla persona. E qui abbiamo invece una serata romantica dove si esprime una certa voglia di sedurre, cioè abbiamo tirato fuori tutti gli assi. Pazzesca, Esatto. pazzesca. Quindi è interessante perché ciascuno di noi poi si fa un'idea di come può essere tradotto in una situazione, in un'occasione d'uso un certo look, però effettivamente quello poi dovrebbe rispettare anche l'intenzione e la personalità. Ci sono varie sfaccettature, quindi i dettagli, le forme, i colori aiutano anche a esprimere uno stile piuttosto che un altro. Bene. Ti è piaciuto? Moltissimo, moltissimo. Ti ascolterei per ore. No, è vero, perché vedi, questo dà modo di interpretare in varie situazioni. Quindi ognuno di noi ha una testa, ognuno di noi ha dei gusti, ognuno di noi ha delle cose che piacciono più o meno. Quindi in questa occasione veramente 4 situazioni completamente diverse, meravigliose. Assolutamente. È difficile, li sento parlottare. Chiedo alle squadre gentilmente di fare un passettino indietro e lasciare solo le nostre modelle. Solitamente all'interno di uno studio televisivo si sente un leggero fruscio che è il rumore delle telecamere, del brusio. Io sento solo il bom bom, bom bom, bom bom. 16 cuori. Siete in fibrillazione leggera, eh? C'è un po' di paura, eh? E allora questa prima manche, che è durata 20 minuti, come abbiamo già anticipato, la parola LED, partiremo dall'ultima, mi fanno segno i miei autori, dall'ultima in classifica, l'ultima del punteggio. Parola LED, prego. Mestre! 16 punti per Mestre. Bom 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 bom. Lo sento. Parola LED, prego. Forlì, pari merito. Penso a te. E come diceva qualcuno, iniziamo bene. Prego. Cuneo 18. Voi non l'avete visto, l'ho visto io. Alla mia destra, vostra sinistra, Bagheria ha fatto... Prego. No, vabbè. No, vabbè. Stefania, prego, vieni. 2 pari merito. Sapevamo che la sfida era agguerrita e Ma non quindi fino a è questo punto. giusto. Vabbè, è giusto. Quindi Bene. sono degli ottimi punteggi per questi lavori bellissimi, davvero. Sei d'accordo con questi pari merito? Sì, abbastanza. Abbastanza? Sì. È una grande battaglia. Questa seconda manche, ragazzi, rischia veramente di toglierci. Vediamo cosa succederà poi nel resto della puntata. Vero? Giudici, che mi dite? Che era quello che pensavo. Agostino. Era proprio quello che pensavo che potesse addirittura. accadere. Sì, era quello che pensavo che potesse accadere. Sinceramente. Questi pari merito non vi hanno sconvolto per nulla? No, no. Ragazzi, siamo ad una finale, Sì, Io, ce lo aspettavamo. Sì, ce lo aspettavamo con la sua tecnica. Ne parlavamo e ce Ce lo l'aspettavamo. aspettavamo, io già lo sapevo prima di partire questa mattina da casa. Cristina, non ti vedo d'accordo, no, c'è qualcosa che non va. No, sono molto d'accordo, sì. È proprio quello che mi aspettavo da una serata romantica. Quella faccetta, cioè, no. Mirko? 4 lavori bellissimi, Esatto. 4 serate diverse con lo stesso tema, quindi hanno fatto comunque tutti e 4 un buon lavoro, quindi bene così. Posso dirti che con questo outfit questa sera mi sembri una sorta di leone in gabbia? Sono un leone in gabbia. Vero? Sì, vero. Io credo che tu alla fine della puntata strapperai un po' alla Hulk, sai? Vero. Vero? Sì. Ti vedo. E allora, pronti per questa seconda manche, Stefania? Ma vogliamo parlarne? Perché ci sarà un mood un po' particolare. C'è un perché. E quindi andiamo un po' in affondo. Esatto, Vai. il nostro presidentissimo di giuria, Agostino, prego. Eccomi. Agostino Corbelli. Allora, ti vedo con... Sì, sono un po' tipo marketing, telemarket da dire. Allora, questo è uno degli ultimi nati dell'azienda, è un Air Parfum, un prodotto praticamente dagli aromi caldi, liquirizia, sandalo, però oltre ad essere un Air Parfum
è anche lucidante, quindi lucida, e protegge i capelli da quelli che potrebbero essere anche dei danni meccanici, phon, piastre e quant'altro. È uno Benissimo. bellissimo prodotto. E quale sarà, da casa se lo stanno chiedendo, il nesso logico con questa seconda prova, Stefania? Allora, dunque, quindi qui abbiamo un profumo per capelli dalle proprietà fantastiche, e quindi i nostri look maker devono creare un look con la loro modella destinato a una foto di copertina, perché su una rivista specializzata noi dobbiamo apparire con questo outfit, con la modella, pubblicizzando questo prodotto. Quindi uno shooting fotografico. È uno vero e shooting proprio. fotografico, quindi dobbiamo tener conto anche, quando verranno fatte le fotografie, di come è posizionata la modella, di cosa viene ripreso, perché se parliamo di capelli ovviamente questo deve avere Facciamolo vedere. deve Bellissimo, avere tra l'altro. anche un risalto, no? Quindi non è solo creare il look, ma anche occuparsi anche un po' della composizione fotografica, che non è banale. Assolutamente Però no. fa parte sempre dell'immagine, quindi più tu studi in questo campo, più alleni anche la vista al dettaglio, e anche questo prova, che è proprio, diciamo, decisiva, mette appunto a fuoco queste capacità di vedere il quadro generale con Esatto. un prodotto in primo piano. Che ti aiuta. Bene, Esattamente. le nostre 4 squadre si misureranno sempre sulla tempistica dei 45 minuti. Esatto. E che vi dico? Allora lo lanciamo insieme questa volta? Sì. Ragazzi, 3, 2, 1, vai! E allora sono trascorsi 10 minuti, ragazzi. Vi ricordo che allo scoccare dei 30, come di consueto, i nostri giudici dovranno abbandonare lo studio. Cristina, vieni, che non mi hai convinto, vieni. Vieni qui con me. Sì. Non mi hai convinto oggi, ti ho visto un po'... Perché? Ti vedo titubante, quando sei titubante tu... c'è No, qualcosa- non mi voglio esprimere perché Non ti vuoi esprimere, ok. voglio vedere alla fine, perché sono veramente 4 squadre molto forti e anche noi stiamo Siete in fibrillazione in tensione, anche voi, in sì, tensione. sì. Dove vogliamo andare? Dai primi in classe, coloro che guidano la classifica. Ma sì, Bagheria. andiamo in Sicilia. Andiamo in Sicilia, vai. Ciao Cristina. Raccontaci. Allora, stiamo cercando di costruire un outfit per questa pubblicità, per questa copertina, ovviamente degno della qualità del prodotto che ci avete proposto, che è un prodotto di vero pregio. Quindi cercheremo di mettere in lustro al massimo sia la bellezza della nostra modella che il prodotto che andiamo a rappresentare, ovviamente. Okay. Ovviamente la mia modella è un inverno, quindi come ben sai è fredda di palette, però utilizzeremo un colore amico e uno non tanto amico, ma è amico del packaging del prodotto, perché dobbiamo cercare di avere un'immagine bravo, importante. è quello che mi aspetto, infatti. Grazie. Bene, grazie Cristina, grazie, prego questo. Mirko, dove in decidi questo tu? caso tocchiamo un tema molto delicato, quindi l'immagine di un prodotto e di uno scatto fotografico. Esatto, bravo. Quindi è un filo molto sottile. La nostra accademia ci insegna e ci forma proprio nella preparazione di eventi e scatti fotografici, quindi dobbiamo mettere in risalto l'immagine di una donna, ma soprattutto l'immagine del prodotto. Quindi questa donna mi deve velare e accompagnare l'immagine del prodotto.
Ma Quindi ragazzi, cioè, io andrei a farmi oggi un giro. mi stai stupendo. No, io Dove vuoi andrei andare? a farmi un giro, però già da qui mi sto rendendo conto di quello che i ragazzi stanno facendo. Quindi un messaggio lo voglio dare a tutti. Ragazzi, vi raccomando di mantenere, perché io quel prodotto da qui me lo voglio comprare. Ok? Grazie. Oggi, guarda, è quasi più tecnico di te, Claudio. Prego. No, non posso dire nulla, non posso dire nient'altro. Eccomi qua. Oggi ti sta veramente. Mi sta battendo praticamente, non ho più sta nulla da stupendo, dire in io. questa finale sta stupendo. Eccomi Che mi qua. dici anche tu? Diamo un occhio generale, dai. Ma sì, allora hanno una bella responsabilità. Come ultima sfida, secondo me, proprio il fatto di andare a pubblicizzare, sponsorizzare comunque un prodotto è una bella responsabilità, e quindi c'è da fare un bel lavoro fatto bene e di precisione. Certo. Quindi li vedo abbastanza concentrati Li tutti vedo concentrati. quanti. Quindi bene, bravi, davvero. Assolutamente. Bene, grazie Claudio. Grazie. Stefania, sono trascorsi 25 minuti, quindi Esatto. fra 5 minuti esatti i nostri giurati dovranno lasciare lo studio. Senti, ma io per un momento ho visto tanti colori, ho visto Teli. dei teli. Test di armocromia. Ah, che Sì, meraviglia. perché comunque abbiamo sempre parlato dei colori che valorizzano, quindi una delle pilastri della consulenza d'immagine è proprio l'analisi dei colori che vanno in armonia con i colori del viso, e quindi l'unico sistema veramente affidabile è quello di farlo quindi sulla persona con questi teli. In accademia noi abbiamo un protocollo che rende tutto molto estremamente semplificato e facile, perché i nostri lookmaker devono poi, sulla base dell'esito di questi test, capire un po' quali sono le categorie di colori che funzionano Da meglio abbinare, certo. da abbinare nel make up, anche nelle sfumature del cappello. Delle volte si tratta anche di piccoli dettagli che fanno la differenza. Chiaramente un professionista a questi livelli non può non avere questa competenza, e quindi ci tenevo anche a parlartene oggi, perché i nostri lookmaker hanno fatto anche questi test alle loro modelle. Che è bellissimo, un mondo particolare. Lo diresti che io sono un autunno? Non si può definire una stagione così sui due piedi. Vero? Bisogna usare teli e vedere, Io sono un perché autunno, c'è sempre la sorpresa. Sono un autunno. Bene. Allora, vediamo che stanno... Sì, Agostino! Sì. Sì, Marco. Prego, con noi. Eccoci. Diamo uno sguardo generale. Che Stavo proprio osservando questo e mi riallaccio a quello che hanno detto i nostri amici di Bagheria. Questa fase della gara è fondamentale, sicuramente esaltare quella che è la bellezza della modella e quindi dare il loro stile, ma per noi che dobbiamo giudicare è praticamente importante che si dia anche l'importanza giusta al prodotto che si deve pubblicizzare Che si sta utilizzando, si certo. sta utilizzando. Certo. Quindi abbiamo già visto il compito è arduo.
vero Stefania? Sì, sarebbe anche interessante sapere che tipo di inquadratura, che tipo di stile loro vogliono dare poi a questa immagine di copertina, perché i giudici vedranno anche poi tutto il resto dell'outfit, li vedranno, però in una foto non è detto Una che foto, magari certo. venga Certo. ripreso tutto, quindi hanno pensato anche allo stile che vogliono dare alla loro foto. Lo vedremo. Mi guardi Lo vedremo. pensieroso. Esatto. Esatto. E allora mi fanno segno, ragazzi, vi prego gentilmente di abbandonare lo studio. È scoccato il 30°. Molto calcistica come cosa. Prego. Scoccati 40 minuti, quindi 5 minuti al termine. Stefania, Eccomi Marco. ci facciamo un ultimo L'ultimo giro definitivo e di boa. determinante giro. Allora, Andiamo a Mestre? Io vedo dei grandissimi lavori. Sono tutta attratta da tutta questa texture, la lavorazione dei capelli, insomma intravedo già nel look. E Federica, che parola chiave utilizzeresti per esprimere lo stile del lavoro di questa prova? Lei è una regina. Una regina, una Sì. queen, d'accordo. E come questa queen pubblicizzerà il prodotto nella foto, hai idea? Certo Come che verrà sì. posizionato, che tipo di ripresa? Certo che sì, anche perché quando sfilerà e presenterà il prodotto sicuramente avrete una sorpresa. Ok, allora più aspettiamo tardi. la sorpresa, A più grazie. tardi.
Cuneo, Andiamo a Cuneo, vediamo. ciao ragazzi. Ma buongiorno. Vedo un lavoro di texture meraviglioso, Sì. intravedo anche un outfit veramente spettacolare. Stiamo facendo La parola chiave della capelli. la vostra parola chiave capelli, sì. e lusso, perché stiamo parlando di una Lusso. campagna di capelli e abbiamo Lusso. bisogno che questo prodotto si percepisca attraverso l'immagine che noi vediamo, Ok. quindi capelli e tanti capelli. Ok, quindi lusso, la parola lusso, molto interessante. Avete pensato anche quale potrebbe essere una inquadratura per una foto ideale per una copertina? Sicuramente un 3/4 perché Sì. vogliamo vedere bene il prodotto Sì. e nei 3/4 riusciamo a vedere tutta la lunghezza dei capelli. Ok. Poi se fosse un video per me sarebbe bello partire dal fondo di questo vestito e arrivare ai capelli in finale come perché top. questi capelli sono oro come il È prodotto. veramente interessantissimo, grazie, Grazie a buon te. lavoro. Stefania, facciamo un volo pindarico da Cuneo a Bagheria? Eccoci qua ragazzi. Eccoci. La parola chiave del vostro lavoro Girate, di oggi. E allora la parola chiave è Opulenza. Bravo. Ok. Perfetto, e come vorreste vedere rappresentato questo lavoro anche in merito al prodotto che lei dovrà presentare sulla cover? E allora io fondamentalmente credo che il focus, ovviamente la sua bellezza, il focus dovrebbe essere sulla parte centrale, Ok, quindi magari ok. lei che tiene il prodotto con questo gioiello, col gioiello del prodotto Ok, che rappresenta come se ok. fosse un Attenzione, perché se ci sono troppi elementi poi magari il colpo d'occhio non prende quello che serve. Esatto. Ok. E eccoci a Forlì. Siamo a Forlì. Wow. Allora, Kena, dacci la tua parola chiave. Allora, la mia parola chiave è centralità. Ok. Noi immaginiamo questo servizio fotografico con un mezzo busto, anche se abbiamo dato importanza e luce a tutto l'outfit, ma ci siamo immaginati un mezzo busto con una quantità di luce oro e nero nella parte davanti, soprattutto valorizzando di più le spalle, che da sempre danno questo segno di valore, di importanza, e in questo caso veramente di estrema femminilità e luce, e l'oro, insomma, cosa c'è di più prezioso dell'oro? Fantastico, grazie. Grazie a voi. Non vediamo l'ora, non vedo l'ora. E allora mi fanno segno 2 minuti al termine. Mamma mia ragazzi, 2 minuti al termine di tutto. Chiaro che qui le acconciature più che mai, più che in tutte le altre prove, diventano protagoniste, perché Sì. c'è anche un collegamento con un prodotto di lusso specializzato, estremamente evocativo, e quindi sarà interessante vedere anche poi nello shooting come verranno Ultimi preparativi, realizzati. ragazzi? E allora 1 minuto al termine, Stefania? Perché poi è interessante anche, tu guardi un total look nella sua completezza, no? Però poi c'è anche una destinazione, in questo caso fotografica, e quindi lì bisogna ripensare anche alla composizione della fotografia, quali elementi Certo. tenere, cosa togliere, sono dettagli, però alla fine è la riuscita del prodotto che viene esaltato da un Esatto. ottimo lavoro da lookmaker. Mi fanno segno 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Finito! Giunti al termine! Ah ragazzi, prego le modelle. Giriamo le modelle, stop ragazzi, stop mi raccomando. Modelle in piedi, stop ragazzi, quando dico stop, stop. Allora, gentilmente le modelle un passo avanti, le squadre leggermente più. Eccoci qua. Sono arrivate una valanga di mail, una valanga. Indovinate, per chiedere, ma c'è un fotografo di scena? Certo, come in tutti i grandi programmi televisivi c'è un fotografo di scena. Eccolo qua, facciamolo entrare, guardate, guardate. Applauso! E scusate, non abbiamo il fotografo di scena, secondo voi? Allora, poi scatta. Guarda, scatta loro perché sicuramente sono molto più belle.
Siamo giunti al momento di congedare le nostre modelle, ragazze, mi dispiace. Dovete abbandonare lo studio e ci vediamo fra pochissimo. Prego! E da un gruppo di belle che abbandonano lo studio ad un gruppo di belli che possono gentilmente riaccomodarsi sulle loro postazioni. La mia giuria dov'è? C'è la mia giuria. Prego in studio! Mi piace un minimo, mi aspetti a Mykonos, in ogni rendezvous, voci si dicono, chi non è libero, chi non c'ha il fisico, stasera non mi importa più. Tu con chi fai l'amore? Vi stavate facendo attendere! Se fai così mi togli l'anima, che cosa stupida, ecco la cosa importante non è. Nell'ultima puntata loro si fanno attendere, capito? 3 ore prima, ma dove eravate? Perdonatemi. Ci stavamo dando l'ultimo ci stavamo ritocco. dando un tono. Esatto. Un tono? Un tono dietro. Tu le non vedi quinte. l'ora che finirà perché ti devi... Mi devo liberare. Vero? Sì. Amore. Senti, ma è un solitario? È un punto luce. È un punto... proprio leggero. È un punto luce, una comitiva di solitari. E allora, siete curiosi di vedere? Molto, molto. In coro, è stato bello sto coro. È bello che mi avete deviato anche il presidentissimo di giuria. Sì. Benissimo, benissimo. Mirko. Allora, partiamo. Mi fanno segno da sotto. Mestre. Partiamo dall'ultima. Prego, mestre. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour ou bien la douleur? Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin, ton absence. Allora, la nostra capitana Federica, prego. Che devo dire? Devono votare me perché me e il mio gruppo perché siamo state più brave. Addirittura, cioè, Certo tu che sì. sintetizzi tutto questo così. La gara è così, Non ci racconti un Ma- pochino, nulla. Cosa vuoi sapere, Marco? Voglio sapere tutto, ragazzi, siamo nel finale, questa è una finale, quindi... Allora, Irene, come vi ho raccontato prima, abbiamo fatto anche il test dei teli, lei è una primavera. Dunque, non è facilissimo, anche se lei è molto giovane, vestire una primavera che ama i colori chiari e caldi con il nero, perché il nero è un po' forte per questa carnagione, per questo incarnato. Perciò noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato molto sui suoi colori amici, che è il dorato, l'abbiamo truccata con dei colori pesca, che sono i suoi colori. Perciò è un abbinamento di colori che vanno a valorizzare la sua stagionalità. Bene, e allora la parola finale spetta ai miei giudici. Abbiamo notato Mirko, una già piccola sarà- cosa. Allora, Federica, Piccolo dettaglio. hai lasciato un piccolo dettaglio Ti sei che dimenticata ti sei dimenticata di togliere. di togliere. Nei capelli c'è un becchetto. Signo, è vero. Togli quel No, becchetto. attenzione, no. È vero. Togli quel Che non si può becchetto. vedere. Eccolo là. Ok, Scusate, adesso è perfetto. non mi ero Perfetta, proprio perfetta. accorta. Dai, il Sti bello, becchetti sempre in mezzo, guarda che è una il cosa... bello della diretta è anche questo, dai. Quindi Assolutamente. Federica, brava. Bella, bella Ma, volta. domanda, ve ne siete accorti tutti e Sì. quattro? Subito. Subito. Sì. Madonna che paura, Ci ragazzi. chiedeva- c'è stato un momento, stiamo momento facendo di le panico. radiografie. Un momento Dai, di in questa panico. puntata facciamo le radiografie. Abbiamo Vabbè, mi cambiato dite qualche mestiere. altra cosa No, oltre al becchetto? è che prima è successo una cosa un po' che siamo rimasti così, perciò io Non mi sono si un po' dice perché persa. sennò No, no, sembra no, che non ci vogliamo... interessa. non facciamo No, questa no, cosa. mi sono persa io. Ok, Ok, molto, perfetto. molto bella Allora, io direi l'immagine. che Agostino, prego. direi che i toni sono intonatissimi, quelli che sono praticamente i colori, per me molto molto intonati. Chiaro, ancora non abbiamo visto le altre tre, però per ora veramente dico ok. Azzeccato. Cristina, che mi dici? Sì, stessa cosa, cioè i colori sono perfetti. E,
Forse un po' sull'acconciatura, no? La vedo un po' punto. troppo impostata Però per un io adoro proprio quel tipo di fotografico. la collana, quei bracciali. Io comunque ho Forse notato anche, ci ho siamo, notato anche perché- il colore del becchetto era cioè, io- Sì. No, Becchetto no, d'argento. era argento. Vedi Agostino, bravo, lì ti volevo. Trasformate in voto i vostri pensieri, prego. Stefania, prego. Eccomi Marco. Hanno notato il becchetto? Il becchetto. Cioè, ma vabbè, ragazzi, ma siamo... tanta roba, eh? sì, Tutti e ormai, quattro. ormai non passa niente, le maglie sono sempre più strette. Vero? Che mi dici? Guarda, il lavoro, tanto vediamo degli splendidi lavori. Io ho sbirciato un po' in anteprima, quindi devo dire che ormai siamo a un livello altissimo. E apprezzo veramente, al di là di come andrà poi il risultato, il lavoro dei team, perché veramente c'è dietro tantissima professionalità, tantissima preparazione, tantissima tecnica, e quindi l'esito di una gara non può essere indicativo delle competenze che i nostri lookmaker così preparati hanno portato in questo programma, in questa finale. Quindi io veramente farei quasi un applauso già subito, a prescindere. Un'altissima qualità, Sì, bravi. sì. Viva l'Italia e i suoi artisti! Esatto, se poi vengono alla nostra accademia anche meglio. È meglio ancora. Beh, insomma, anche io devo fare anche il mio, dai, su. Assolutamente. E allora, mi fanno segno, ce l'abbiamo? Abbiamo il primo risultato di questa finale, Stefania. Non mi resta che dare, eccolo qui, la parola a LED, Mestre 53. È la volta di Forlì, prego. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Parola alla capitana. Achena, prego. Buongiorno a tutti, noi siamo qui per prepararci per questa finale e siamo carichi, abbiamo voluto creare un outfit molto deciso, molto definito, molto brillante per dare il massimo valore, il massimo shine a questo prodotto, per cui abbiamo concentrato il focus nella parte alta, perché nei servizi fotografici di prodotti mediamente di 15-20 cm si inquadra il mezzo busto, per cui ci siamo concentrati nell'illuminare e dare vita alla parte alta, ma non ci siamo dimenticati il sotto, perché una figura intera deve essere sempre pronta. Ecco a voi. Bravissima. Giudici. Girati verso i giudici, brava. Mi piace molto Achena come si racconta, come fa vivere le sue creazioni. Complimenti. Mi piace molto lo stile che hai dato nell'outfit. Un po' meno i capelli, però ci sta tutta. Okay. Brava. Grazie. Per me è da copertina. È da copertina? Sì, Sono d'accordo. Quindi ha centrato Sì, l'obiettivo. Ha centrato, sì. Secondo te? Claudio, È da che mi dici? copertina, ma per i capelli sono d'accordo con Mirko. Volevo una cosa abbiamo anche qui un po' di merito, Sì. 2-2. Volevo io D'accordo. perché me la figuro qualcosa di più fluttuante, più morbida, più Esatto, a livello esatto. prodotto, più movimento, più certo. lucidità, visto che si parla di un prodotto Anche no, perché- perché non mi Stessa cosa. no, perché non mi piace l'acconciatura, intendiamo, ma per quello che dobbiamo rappresentare. Esatto. Ma la stessa cosa anche per Federica, vedo troppo strutturazione Vero. nell'acconciatura, però bei lavori, cioè, Belli, sì, sì. nulla, Bene, da, nulla da da dire. dire. Ok, Bene, grazie. trasformate in voto i vostri pensieri. Stefania, che mi dici di questo? Sono veramente affascinata, il lavoro che ha fatto il gruppo di Achena è veramente molto interessante e giustamente, essendo comunque destinato a mettere in luce un prodotto che si abbina ai capelli in qualche maniera per una logica di marketing, chiaramente il focus deve essere poi il prodotto sulla parte alta.
lo shine c'è, la lucentezza del capello c'è, almeno sulla prima parte diciamo, della lunghezza, e poi è molto bello anche questo lavoro di brillantezza che però non sovrasta la modella, quindi riporta la luce che si riallinea un po' con la lucentezza della prima parte del capello, e poi una luce calda perché la nostra modella, abbiamo testato, no? Una tipologia autunno, quindi ha bisogno comunque di sfumature calde. Quindi il lavoro dal mio punto di vista è bellissimo, bellissimo, molto interessante, davvero. Bene, bene, Sento un brusio, ma il brusio più importante arriva dal nostro LED. Prego. Forlì 54. È la volta di Cuneo. Se ho dato speranza ad un fiore che in fondo nasceva in un tempo sbagliato d'inverno. Il cielo fa da autista, mi porta per le strade, 3 pillole per andare a dormire calmo con lei. Bastava stringerle la mano, di tempo ne è passato, e tu non sei più qua. Parola al capitano di questa squadra, prego, Luca. Ecco, intanto voglio ringraziare la mia squadra perché mi sono sentito proprio un insieme grande, sono molto felice di questo risultato e ringrazio Jenny Modena e Giulia Lingua per l'ottimo lavoro che mi sono sentito coinvolto. Ti vedo emozionato. Molto. Bene. Felice ed emozionato, che è la cosa migliore. Raccontaci. Allora, stiamo parlando, la nostra destinazione d'uso è una campagna pubblicitaria per un prodotto Luxury, un prodotto per i capelli, un prodotto protettivo, un profumo, e quindi ho immaginato una modella con i capelli oro, bionda, super lusso, super capelli, intanto importante, capelli sciolti, perché la sensazione deve essere quella, no? Di sentire il prodotto nei capelli. E la scelta stilistica è stata quella di armonizzare la modella lavorando con gli stessi colori del prodotto, cercando di dare l'armonia totale della campagna pubblicitaria. Parola ai miei giudici. Allora, hai centrato in pieno tutto, capelli, movimento, essenza nell'abito, l'oro, un punto di oro me la figuro con questo prodotto in mano, con un pannello oro dietro, con tanto vento, per me è meravigliosa, bravo. Grazie. Tu non sei mai d'accordo? Cristina, che c'è che non va? Lei non è mai d'accordo. Non è mai d'accordo. Sì. Io so cosa vuole dire Cristina. Dici? Nel senso che Vediamo. Cristina la vede un po' nuda. No, La assolutamente. mutanda? No, mi perché piace. pensavo che fosse tanto. Forse Siamo proprio stati per molto in questo- dubbio su questo. No, proprio per questo forse l'avrei arricchita ancora di più con qualche altro accessorio oro, un orecchino Però oro, volevamo perché che è uscisse il molto capello. tutta nera. L'orecchino c'è? Ah, ok, che non si vedeva, vediamo. Perché volevamo Bello, sì. lavorare i Immaginala capelli. con tanto Non si movimento. Se tu vedeva. vedi il Ok. vento, se Con tu vedi una tanta campagna aria, col vento, tanta aria vede. intorno, lei messa lì davanti a questo obiettivo, io me la con sono il immaginata. prodotto esce bellissima, bravo, pulita e giusta. Agostino, si Sono parla del tuo d'accordo. prodotto. No, sono d'accordo, il concetto però, come dice Luca, effettivamente devi immaginarla con questo movimento nei capelli che lascia vedere di più gli orecchini, e poi il concetto proprio ha centrato il discorso del lusso, perché come dicevo prima è un prodotto di nicchia. Ok, quindi deve raffigurare il lusso, ha centrato in pieno il Bene. concetto. Parola ai vostri voti. Stefania. Eccomi qua, Marco. Allora, qua abbiamo un altro look strepitoso, devo dire, quindi i ragazzi hanno veramente fatto un grandissimo lavoro. E la modella nell'analisi cromatica è risultata primavera, quindi ha bisogno di colori abbastanza chiari, caldi, luminosi, e quindi quando si lavora poi invece col nero bisogna dare una certa energia nei colori del make-up. Non riesco a vederla,
quindi forse a me sembra leggermente più un po' pacato sottotono rispetto a quello che doveva però essere. può avere una sua logica anche in relazione al lavoro finale, perché dobbiamo tenere conto che l'armocromia è fondamentale come esperienza e come informazione per tutte le donne, perché sapere quali colori indossare lascia passare per star bene sempre, anche con poco make up eccetera. Però c'è anche poi il momento in cui le regole dell'armocromia, come tante regole, una volta che tu le hai, le puoi infrangere con un obiettivo. Quindi magari loro avevano un obiettivo anche cromatico che ha spiegato la loro scelta. Quindi questo non è una osservazione di penalità, anche perché io non giudico, per fortuna che non mi tocca questa cosa. Però devo dire che il risultato è eccezionale, davvero. Allora, parola a LED, prego. 55 Cuneo! Ah ragazzi, che battaglia! È una bella gara! Che battaglia! 53, 54, È 55. una bella gara! Ma ragazzi, è la volta di Bagheria, prego. Bene, prego, parola al vostro capitano. E allora, salve, Sofia. Sofia, siamo voluti intanto uscire anche questa manche fuori dagli schemi, quindi il prodotto aveva un packaging nero e dorato e noi abbiamo immaginato comunque un prodotto naturale, quindi ci siamo ispirati un colore della natura, quindi il verde. Il verde l'abbiamo accessoriato con, intanto c'è da dire una cosa, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo costruito noi, sono contento e orgoglioso di dirlo, abbiamo fatto, Riccardo insieme alla stylist Sara hanno ritagliato alcuni pezzi e con l'ausilio dell'aiuto delle sarte abbiamo potuto costruire questa meraviglia di abito che comunque per noi crea un focus maggiore su quello che è la natura del prodotto e quindi l'abbiamo accessoriato con queste piccole mise, quindi oro, che comunque è anche molto difficile perché lei è un inverno, quindi è contro palette, ma abbiamo giocato di dissonanza proprio perché volevamo dare questo messaggio di forza del prodotto e far valorizzare nel migliore dei modi il prodotto che andiamo a sponsorizzare. Ho visto Claudio che ha fatto... Una spiegazione così, cioè, davvero. Bravo. Meglio Vale di il così prezzo non del si può dire. biglietto. Una Assolutamente. spiegazione meravigliosa. Veramente bravo. Un Assolutamente. racconto meraviglioso. Ma c'è della sempre la sua creazione. bozza che è titubante, io la vedo nello sguardo. Oggi la vedo così io. Sarà la finale, non lo so. No, io l'ho capito subito che l'avevano modificato loro il vestito, avevano creato loro. L'hanno creato di Sara Infatti appena è Bianca. uscita subito ho detto loro. Ti piace, Hanno quindi aggiunto sei... questa chicca del. Molto, mi piace molto. piace. Magari sembra un po' più da cerimonia, però mi piace molto come. Bene, allora Stefania, Vado? sì, io chiamo con me chi di voi verrà al mio fianco? Prego. Capitano. Il capitano Bagheria e il capitano della squadra che momentaneamente è al comando con 55 se non sbaglio. Non rispondi, sei teso? E allora, ci siamo, fra pochissimi secondi sapremo i vincitori di questa prima edizione di The Lookmaker Challenge. Sono emozionato, sono emozionati, solo loro possono batterli. Parola a LED. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Vince questa prima edizione di The Lookmaker Challenge Cuneo!
vieni. Il vincitore, i vincitori, prego. Cuneo. Che battaglia, ragazzi, meravigliosa, meravigliosa. Non facciamo niente. Baci, abbracci, baci. Stefania, con il vincitore, con i vincitori. Eccoci qua, venite, venite ragazzi. Anche la modella direi, no? Vieni. Fai vedere Mamma anche mia, la quanti modella. baci, ragazzi. Luca, prendi il centro, prego. Vieni. Stefania. Eccoci. Allora, ti sei commosso. Com'è stata questa cavalcata nello stile? Era molto tempo che non provavo un'emozione di questo genere. Dai. Io sono competitivo, quindi ovviamente amo la competizione in Sì. tutte le sue sfaccettature e sono veramente felice di aver potuto cominciare questo nuovo programma in questo modo e ben venga la vittoria. Ottimo, Bene, davvero e allora un complimenti. grazie alla nostra regia, Luciano Morelli, ai nostri autori, a tutta la squadra, ai miei giurati. Giuseppe Colella. Quindi firmiamo? Complimenti. Scusa, mi vuole portare il lavoro a casa? Vero? Ma tu piangi, ma sei un paravento però, Ragazzi, Cuneo si aggiudica la prima edizione di The Lookmaker Challenge. Ci siamo divertiti? Tanto. Vero? Moltissimo. Stefania Fornoni. Grazie. Grazie.